Andiamo invece con una persona che sta cercando di portare avanti l'indipendenza del Veneto. Salutiamo l'avvocato, nonché leader di Indipendenza Veneta. Buonasera all'avvocato Alessio Morosin. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera a lei e buonasera ai suoi ascoltatori. Grazie, avvocato. Allora, leggo il testo del referendum che fino al 21, mi sembra, no? 21 marzo si può andare a votare nei vostri gazebo. Vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica federale sovrana e indipendente? Questo è il quesito? Sì, diciamo che questa è l'azione del comitato plebiscito che è una gemmazione di Indipendenza Veneta, che evidentemente sono realtà che si stanno muovendo nella stessa direzione come molte altre, perché in Veneto ormai c'è uno smottamento politico e un coinvolgimento verso l'obiettivo dell'indipendenza. In quanti stanno votando in questi giorni, avvocato? Ma ovviamente i risultati saranno dati dagli amici del comitato, penso per fine settimana. Noi abbiamo dato un grande impulso a questa iniziativa e concluderemo domenica a Padova, in fiera a Padova. Vabbè, insomma, quindi un evento straordinario con una marcia poi per la città, perché vogliamo che tutti si rendano conto che questo è un progetto che non è anti-italiano, questo è importantissimo. Volete andarvene dall'Italia però? Volete uscire dall'Italia? Ma vorremmo ritornare a quelli che eravamo, ovvero una realtà indipendente e sovrana, quando la Repubblica Serenissima è durata 1100 anni come ordinamento indipendente e sovrano, e siamo entrati a far parte dell'Italia dopo 5 anni che l'Italia è nata, in forza di un plebiscito. 1866, sì. Avvocato. C'è un piccolo salto storico, c'era anche una cosa chiamata l'Austria-Ungheria, abbiamo saltato quella. Certo. No, perché pensavo che magari nella confusione uno saltasse. Ma quindi il plebiscito è taroccato, quello del 1866, voi lo contestate? Ma quello lo diceva il grande Indro Montanelli. Che quello è stato un plebiscito truffa, ma il punto importante non è tanto l'esito di quel plebiscito truffa, il punto importante, valido ancora oggi, è che all'epoca fu scelto di chiedere di interrogare i veneti sul fatto se volessero o meno aderire al Regno Sabaudo, quindi fu riconosciuta la soggettività internazionale, quella come il nome e il cognome di ognuno di noi, non si perde mai. 1100 anni di storia non sono acqua passata. Quanti abitanti fa complessivamente? Perché quando qui parliamo, se ricordo bene, mi corregga lei, di Verona, Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso e Belluno. E Venezia. Quindi parliamo di Venezia, naturalmente. E la capitale, ovviamente. La capitale. Quanto fa in tutto di abitanti? 5 milioni di abitanti. 5 milioni. Quindi voi avete avuto 100.000 firme su 5 milioni di abitanti, no? Ma finora. Quella è una cosa, adesso c'è anche la votazione del comitato che sta raccogliendo un consenso online, quindi quello sarà verificato per fine settimana. Il problema è, come dicevo all'inizio, che qui c'è uno smottamento, nel senso che in Veneto si avverte l'urgenza di discutere di una cosa da un punto di vista nuovo, moderno, che non è anti-italiano, non è quello di Roma ladrona che avete sentito finora. Noi amiamo Roma, l'Italia, ma l'Italia non ci appartiene più come istituzioni. Vogliamo cercare una nostra strada, anzi ritornare a quella che era una nostra posizione di... Ok, ma la lingua italiana o veneto, la lingua ufficiale? Ma qui si parla al 70% veneto, nelle famiglie, nelle case, nel lavoro, nelle imprese, per strada. Quindi Veneto, Veneto, sì. Ma lei scusi. Noi preferiamo parlare veneto, italiano e inglese. Io non so inglese, io non sono un linguista, per carità. Però secondo me se lei va a nord della provincia di Belluno e a sud a Rovigo mica parlano la stessa lingua, o mi sbaglio io? No, il veneto, proprio perché è una lingua, come riconosciuto dall'UNESCO, ha anche delle sue varianti, dialettali. Questa è la cosa interessante. E comunque si capiscono benissimo. È più facile che si capisca uno di Belluno e di uno di Rovigo che non di uno quando di Venezia, si parla di sgay, si capisce. A proposito di sgay, ma rimane nell'euro il Veneto? Ma noi abbiamo una posizione economica delle imprese che ci consente di discutere alla pari con quelle che sono le realtà. Possiamo entrare nell'euro e uscirne. Oggi credo che ci sia una tendenza più per starsene fuori dall'euro. Quindi che moneta avreste voi?
Ma non quello è un problema che decideremo all'ultimo minuto. Che c'era nella Serenissima di moneta? Talleri, cosa c'erano dei talleri? Siete dei simpaticoni. No, chiedo. Va bene, comunque la cosa importante da dire è che il presidente del Veneto Zaia ha appoggiato il vostro referendum, questo è molto importante. Zaia sta da tempo seguendo la nostra linea, tant'è vero che anche il segretario federale della Lega è venuto in Veneto a raccogliere le firme, non aveva nei suoi gazebo una sola bandiera della Padania o del suo partito, ma una bandiera del Veneto, e questo è un bel segnale per noi. Zaia cosa un po' l'insegna Franza o Venezia, basta che se mangia, non fa rima, ma insomma... Io credo che meriti rispetto il presidente della mia regione, la Francia, la Spagna, lo sa, senta avvocato, il 5 Stelle vi appoggia anche, perché queste ultime... dopo l'uscita di Grillo dell'altra settimana, quantomeno sono più dialettici con noi, comunque non sono mai stati dialettici. Senta, ma ha saputo che la televisione di Stato russa ha citato il vostro referendum, perché dava notizia della Crimea e diceva anche in Veneto, ha saputo questo? Sì, non solo, ma domani sera io ho un appuntamento a Villafranca Padovana dove avremo una serata con 500 persone, 5 sindaci del posto, viene la TV russa a intervistarmi. Vedi? Io però, guardi, le do un consiglio, avendo un po' frequentato la Russia. Non si fidi tanto dei russi, perché condivido e apprezzo e faccio tesoro. Ecco, va bene approfittare, però c'è un'ultima cosa che non capisco. Se voi formate un'entità statuale indipendente e se per caso vi sbattono delle dogane come c'erano una volta ai tempi belli non è che poi soffre molto la piccola e media industria, perché poi hai voglia la lira o mica la lira. Se vi sbattono quelle famose dogane, quei dazi che ogni tanto alla Lega piacciono, poi vanno nei guai le vostre PMI. Allora, intanto una realtà indipendente e sovrana dialoga con il mondo. Il Veneto è abituato da Marco Polo, dalla Repubblica Serenissima, di dialogare con il mondo. I nostri imprenditori oggi sopravvivono solo grazie alle esportazioni in tutto il mondo. Lei si va in un aereo... Quindi non abbiamo timore di confrontarci con nessuno, le dogane si tolgono, basta fare accordi, non ci sono problemi. Allora, senta, le dico un messaggio che è arrivato da Fulvio da Valenza, se si riprendono tutti i veneti che hanno invaso il Piemonte sono d'accordo, quindi diciamo che via, tutti i veneti del Piemonte li riportiamo in Veneto. Sì. Queste sono battute che a me piace anche interpretare. Io invece... Ma sì, si sorride un po', avvocato. Però un dubbio, lei è veneziano? Io sono veneziano di terraferma. Quindi ma quindi lei non è che è parente, più o meno una I, col famoso Doge Morosini? Certo, quello che ha abbattuto quello che ha preso a cannonate il Partenone, che ha demolito il Partenone a cannonate. Ma davvero siete parenti, davvero? No, sì, 4 dogi nel mio cognome ci sono, quindi c'è una storia di famiglia, sì. Quindi qua non parliamo, parliamo di qualcuno che sa quello di cui parla. Allora, io però le do un consiglio: se riuscite a fare di nuovo la Repubblica Serenissima, magari col magistrato alle acque che era bravo, però dovete completare l'opera, dovete riprendervi la Dalmazia, Corfù, dovete riprendervi tutte le cose che appartenevano a Venezia. Lei sa come funzionava nella Repubblica Serenissima? C'erano le autodedizioni, cioè vuol dire le realtà, gli stati, le città, che vedevano come funzionava bene l'ordinamento della Serenissima, le sue istituzioni, le sue leggi, che chiedevano di aderire e facevano atto di dedizione. Giusto. Resta però solo un dubbio. Ma se la Repubblica Serenissima funzionava così bene, ma perché si è sfracicata, come dicono a Roma? Se funzionava così bene, è perché hanno commesso l'errore di aderire al Regno Sabaudo, quindi da prima, vabbè, comunque, guarda, io ho un fratello, ho un'intera parte della mia famiglia che vive a Venezia e quindi... Fortuna come hanno una bellissima casa lì, insegnano all'università, bravissimi, quindi viva Venezia. E grazie avvocato Morosin, grazie. Riprendetevi Ragusa, la Dalmazia. Sì, comunque dico questo, buona serata.